Vita. Nasce il piano strategico per la sicurezza sul lavoro in Veneto, l'annuncio del governatore Luca Zaia dopo la riunione del tavolo istituzionale riunitosi in mattinata a Palazzo Balbi. Alberto Frison, 29 anni, residente a Mira, è morto in un incidente stradale in A4 all'altezza di Villesse in direzione Venezia. Il furgone che guidava si è schiantato contro un tir. Tangenti, indagine della finanza porta 21 arresti, sequestrato anche l'hotel Cassagredo, la replica di Line, questioni della precedente proprietà, noi siamo aperti e operativi. Al Marco Polo di Tessera, appeso ad un'ala dell'aereo per un intervento autorizzato dalla torre di controllo, sotto accusa le procedure di sicurezza dell'aerostazione. L'invito del governatore Zaia che lancia il suo ultimatum a Lega e 5 Stelle, entro fine anno si chiuda sull'autonomia, altrimenti vuol dire che qualcosa non va. A pochi passi dalla chiesa davanti all'ex cinema i residenti denunciano anche qui in via Premuda, laterale di via Piave a Mestre, sono arrivati spaccio e degrado e abbiamo trovato anche siringhe. Puntuale il colpo di cannone ha dato il via alle migliaia di protagonisti della 44esima Voga Longa, un Dragon Boat si è rovesciato alla Giudecca. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. In primo piano la sicurezza sul lavoro, perché questa mattina si sono riuniti a Palazzo Balbi gli stati generali annunciati nei giorni scorsi. In Veneto sono già 24 gli infortuni mortali registrati nel 2018. Nascerà la prossima settimana il piano strategico per la sicurezza sul lavoro in Veneto. L'annuncio del governatore Luca Zaia al termine del tavolo istituzionale riunitosi in mattinata a Palazzo Balbi, che ha visto i rappresentanti di regione, enti locali, sindacati e categorie porre le basi per una serie di interventi da attuare immediatamente al fine di ridurre i morti sul lavoro nel nostro territorio dopo il grave incidente avvenuto alle acciaierie venete di Padova. Noi abbiamo un quadro legislativo tra i più avanzati d'Europa. Non ci mancano le norme, non ci mancano le leggi. Manca una cultura della prevenzione della sicurezza sicuramente da ricostruire dalle fondamenta a partire dalle scuole. Un programma capillare di formazione sia nelle aziende che nelle scuole partirà quindi nel giro di poche settimane. Operativamente entro il 30 giugno le aziende ULSS, quindi gli SPISAL, ci devono presentare quelli che sono i loro programmi di formazione rivolti alle scuole e anche quelli che sono le progettualità rivolte al sostegno dell'impresa, verso cui abbiamo deliberato a fine anno e abbiamo dato 9 milioni di euro per sostenere la formazione e progetti di miglioramento dell'impresa. Tra le richieste dei sindacati, quella di nuove assunzioni tra gli ispettori dello SPISAL, che in Veneto sono 140 contro i circa 400 di altre regioni come la Toscana. Noi vogliamo con la Regione capire qual è la volontà di ampliare l'organico degli SPISAL sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. Disponibilità a collaborare con qualsiasi iniziativa dedicata al tema è stata espressa anche da ANCI Veneto, il cui vicepresidente Angelo Tosoni ha ricordato l'impegno dei comuni contro la logica del massimo ribasso negli appalti pubblici. Il tavolo tornerà a riunirsi prima della fine del mese. La settimana prossima il Presidente ha dato il termine per raccogliere le osservazioni e le proposte di tutti i soggetti presenti, per cui molto velocemente avremo possibilità di andare a vedere se quello che noi abbiamo richiesto ha delle concretezze di realizzazione. Appeso ad un'ala dell'aereo per un intervento incauto ancorché autorizzato dalla torre di controllo, l'incredibile episodio è accaduto sulla pista del Marco Polo di Venezia, sotto accusa le procedure di sicurezza dell'aerostazione. All'aeroporto Marco Polo un tecnico lavora appesa a un'ala di un aereo della compagnia nazionale Czech Airlines senza nessun aggancio e con i motori accesi. Un video riprende la scena ed esplode la polemica sulle procedure di sicurezza all'aeroporto di Venezia. Sicurezza aeroportuale Venezia. Le immagini sono eloquenti quanto impressionanti. Il tecnico ha eseguito un intervento autorizzato dalla torre di controllo, spiegano dalla Save, che però respinge al mittente accuse relative alla sicurezza. Quell'intervento è stato incosciente e incauto, ma Save non ha alcuna responsabilità.
E però è inutile dire che l'episodio è stato stigmatizzato dai sindacati proprio nel giorno in cui a Palazzo Balbi si è aperto un tavolo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono inaccettabili scene come quella vista all'aeroporto di Venezia con un tecnico di aeromobile appeso all'area di un aereo durante quella che sembra una prova motore. Affermano la FILT CGIL nazionale e la FILT CGIL regionale, aggiungendo che la sicurezza sul lavoro deve essere una delle priorità del prossimo governo, a maggiore ragione in siti industriali così sensibili in termini di sicurezza pubblica. L'ENAC e tutti coloro che devono vigilare sulla salute e sicurezza, sanità aerea e ASL competente territorialmente dentro gli aeroporti, chiede la FILT CGIL, devono farlo in maniera adeguata. Il rischio è che tra tante competenze, qui come in altri settori dei trasporti, alla fine non controlli nessuno. Proprio sulla sicurezza in programma per sabato la grande manifestazione organizzata a Padova da CGIL, CISL e UIL. Il settore dei trasporti è particolarmente esposto a rischi, non solo nella movimentazione delle merci, ma anche nella logistica e nelle grandi strutture, a partire da porti e aeroporti. Il sindacato chiede che vengano immediatamente individuate le responsabilità. Sull'episodio sono stati annunciati esposti alla magistratura e allo Spisal. Un morto e traffico paralizzato per tutta la giornata, il tragico bilancio di una serie di incidenti verificatisi oggi in A4 in direzione Venezia. Un'altra giornata d'inferno nel tratto giuliano dell'A4 per una serie di incidenti. Pesante il bilancio, una persona morta e traffico paralizzato in direzione Venezia fino al tardo pomeriggio. Lo schianto più grave poco dopo le 10 all'altezza di Villesse, probabilmente a causa di un rallentamento improvviso un furgone ha tamponato un mezzo pesante. Nell'impatto violentissimo ha perso la vita il conducente del furgone, ancora in corso l'identificazione della vittima che era senza documenti. Altro schianto al casello di Porto Gruaro dove un autocarro ha centrato il guardrail che delimita l'ingresso al casello, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone. Un'odissea per gli automobilisti cominciata alle 6 del mattino con il primo della serie di incidenti verificatosi tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana, sempre in direzione Venezia. A causa dello scoppio di una gomma un mezzo pesante si è messo di traverso, A4 chiusa in entrambe le corsie con enormi disagi alla circolazione. E proprio poco fa, dopo il riconoscimento da parte dei parenti, sono state rese note le generalità dell'autista del furgone deceduto questa mattina a Villesse. Si tratta di Alberto Frison, 29 anni, residente a Mira. Ed ora la politica con i momenti decisivi a Roma per la formazione del nuovo governo targato Lega Movimento 5 Stelle. Oggi al Colle Di Maio e Salvini per presentare il nome del Premier, il docente universitario di diritto amministrativo Giuseppe Conte e la lista dei ministri. I due partiti si sono recati separatamente dal capo dello Stato Mattarella, chiamato ad avvallare o meno la scelta dei due leader. Il Veneto attende anche su questo fronte. Negli ultimi giorni sono stati fatti i nomi dei leghisti Lorenzo Fontana per la difesa del pentastellato Riccardo Fraccaro. Alla semplificazione si tratta naturalmente di nomi che dovranno trovare una verifica, ma intanto il Veneto attende anche altro ed è proprio quello che sottolinea il governatore Luca Zaia lanciando il suo ultimatum a Lega e 5 Stelle: entro fine anno si chiuda con l'autonomia, altrimenti vuol dire che qualcosa non va. Sentiamo. Non è stato coinvolto il presidente del Veneto Luca Zaia nelle febbrili fasi della formazione del governo. A confermarlo col sorriso sulle labbra è lo stesso governatore, più volte nelle ultime settimane chiamato in causa come potenziale premier. Il mio telefono è sempre tranquillo, non scotta, nessuna telefonata, nessuno scrive, nessuno telefona, perché hanno capito che io mi devo occupare del Veneto. E anzi, non dormono sonni tranquilli perché noi abbiamo l'autonomia e un istante dopo che il governo si sarà formato, noi presentiamo il conto sull'autonomia. Chiaro per tutti questo. Un impegno al quale il presidente Zaia vuole dare una precisa scadenza. Nel giro di un mese, annuncia, presenteremo il progetto completo al nuovo governo. Il percorso e le procedure sono chiari e ci dicono che entro fine anno si può chiudere, altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va. Netta la risposta a chi legge tra le righe del contratto di governo la volontà di fermare opere pubbliche come la Pedemontana Veneta. Sulle infrastrutture noi difendiamo le nostre infrastrutture, per cui da Veneto dico che sulle infrastrutture, mantenendo l'alveo della legalità e del controllo spasmodico, continuiamo a procedere. Nel complesso il governatore promuove il lavoro del suo partito e del Movimento 5 Stelle. Tra chi ha votato favorevolmente ai gazebi allestiti domenica dalla Lega c'era anche lui.
Io penso una cosa, che i punti toccati siano punti interessanti, penso al tema dell'economia, il rilancio dell'economia, il tema del sociale, il tema della sicurezza, dell'immigrazione, dell'autonomia. Quanto alle critiche sui nomi dei ministri e sulla presunta mancanza di coperture finanziarie per i provvedimenti annunciati dalle due forze politiche, l'invito è ad attendere l'ufficializzazione del nuovo esecutivo prima di tranciare giudizi. Ho l'impressione che, come al solito, all'italiana si metta tutto davanti, il carro davanti ai buoi. Penso che sia corretto attendere le decisioni del Capo dello Stato, che è colui che ha l'incarico dalla Costituzione di affrontare il tema. Aveva studiato e si era laureato a Venezia in economia aziendale, vivendo in terraferma durante la frequentazione dei corsi accademici. È Fausto Filippone, il 49enne di Pescara, che ieri ha lanciato la figlioletta di 12 anni dal viadotto dell'autostrada Francavilla al Mare in provincia di Chieti, per poi, dopo lunghe ore appeso a decine di metri d'altezza, lasciarsi cadere perdendo la vita. L'omicidio, sospettato anche di aver ucciso la moglie poche ore prima, era dirigente di una nota azienda pescarese. Nel suo passato una lunga esperienza nel veneziano, dopodiché il ritorno in Abruzzo e la carriera che velocemente l'aveva portato a ricoprire ruoli di responsabilità. Indagini sono in corso anche sulla morte della moglie dell'uomo. Domenica mattina la donna era caduta dal balcone della sua abitazione, spirando poi all'ospedale, molto probabilmente spinta dallo stesso 49enne che poi ha messo in atto il suo folle, tragico piano. Porta anche a Venezia l'inchiesta della Procura di Monza per un giro di tangenti in Lombardia. In carcere sono finite 20 persone. Tra gli atti giudiziari a carico del principale indagato, un imprenditore ed immobiliarista calabrese, c'è anche il sequestro preventivo dell'hotel Cassagredo di Venezia, che Giuseppe Malaspina acquistò anni fa per oltre 34 milioni di euro. C'è anche il prestigioso hotel a 5 stelle Cassagredo di Venezia. Tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monza, l'imprenditore immobiliarista calabrese Giuseppe Malaspina, arrestato assieme ad altre 20 persone per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. L'hotel rientra nella disponibilità dell'immobiliarista calabrese, che l'acquistò anni fa per quasi 34 milioni di euro assieme all'area dell'ex orto botanico, che rilevò nello stesso periodo per circa 30 milioni di euro dalla società San Giobbe. Il sequestro preventivo di Cassagredo non ha interrotto l'attività della struttura, che fino a qualche settimana fa ha ospitato Support, le grandi mani realizzate dall'artista Lorenzo Quinn in occasione della Biennale d'Arte. Lo precisa in una nota la direttrice dell'albergo veneziano Lorenza Lain. L'hotel Cassagredo, scrive, è pienamente operativo e ha una gestione totalmente indipendente e disgiunta da quella legata alla proprietà Malaspina. All'albergo difatti non è stato notificato alcun sequestro. L'atto giudiziario riguarda la segretaria e storica collaboratrice di Malaspina, cui era stata intestata una società costituita ad hoc dopo l'acquisizione e vari passaggi attraverso scatole cinesi. Oltre a Malaspina, in manette sono finiti personaggi molto noti in Lombardia, tra loro anche un ex magistrato che prestava servizio alla sezione fallimentare del Tribunale di Monza. L'inchiesta nasce da un esposto della lista del Movimento 5 Stelle del comune brianzolo di Correzzana, che aveva denunciato presunte irregolarità nell'esecuzione di alcuni lavori pubblici portati a termine in modo non conforme al capitolato. In cambio, pubblici ufficiali avrebbero preso tangenti. Per paura di essere scoperti, alcuni degli indagati avrebbero cercato di far sparire interi fascicoli di documenti interrandoli in un container. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con il TG di Venezia. Andiamo ora a Maestre, in via Premuda, dove i residenti denunciano spaccio e degrado. Vediamo. Quasi, è tutto uno spaccio. Qua in via Piave, vede che c'è tutti i nigeriani che va su e su. Si spaccia tra via Montedero, purtroppo. Se devi fare niente, lo so, il motivo perché anche se hai il permesso di soggiorno, una volta che ha beccato qualcosa, ti manda al suo paese. Non capisco che legge che sia.
Spaccio e degrado nella zona di quello che era il cinema Luci Rosse di Mestre. I residenti denunciano quanto accade soprattutto nelle ore serali e notturne. C'è chi dice di aver notato anche siringhe sui gradini dell'accesso all'ex sala cinematografica. Anche qui in via Premuda, una laterale di via Piave, a pochissimi passi dalla chiesa dall'altra parte della strada e dove c'è il cinema ormai in disuso, i residenti si lamentano perché lo spaccio e il degrado sono aumentati a dismisura. Qua in questa zona non c'è quel controllo sufficiente perché tutti sappiamo che c'è una frequenza di gente che non dovrebbe esserci, perché una volta era una cosa meravigliosa qui, adesso invece è lì il cinema, ex cinema, perché quante cose abbandonate e non vengono controllate. E lì vengono occupate, fa tutto rima. Anche il parroco della chiesa, Don Mirko Pasini, è intervenuto. Se potessi comprerei io il cinema, ha dichiarato, e lo demolirei per creare dei parcheggi. Ci sono anziani, continua, che non vengono più ammessa perché non sanno dove lasciare la macchina. C'è gente che spaccia a tutte le ore e senza neanche più preoccuparsi di essere visto dai passanti, conclude. Eppure c'è chi invece non si è ancora scontrato con situazioni del genere. Devo essere sincera, io sono 10 anni che sono qua, io problemi non ne ho, escluso i primi 2 anni, quindi 8-9 anni fa. C'è da dire una cosa, vedo molti più spacciatori che passeggiano su e giù da quando hanno ripulito via Trento. Il commissariato di Mestre ha denunciato per furto l'autista di un pullman low cost. L'uomo, in servizio lungo la tratta La Spezia-Venezia, si sarebbe impossessato del tablet di una viaggiatrice. La denuncia della giovane ha fatto partire le indagini che, grazie al codice IMEI, hanno acquisito il traffico telefonico usato attraverso l'inserimento di SIM appartenenti all'autista, un italiano di 55 anni. L'uomo ha fornito ai poliziotti una versione dei fatti che non è stata ritenuta veritiera anche alla luce dell'uso arbitrario e reiterato del tablet, proseguito per quasi un anno. Il suo racconto non credibile gli è costato una denuncia per furto. È partita nel veneziano la campagna di prevenzione dell'ambliopia, un difetto visivo più comunemente noto come occhio pigro, che coinvolgerà oltre 1600 bambini nati nel 2013. Lo realizzerà l'ULSS 3 attraverso la Fondazione Banca degli Occhi, che ha spostato il service del Lions Club Mestre. Sentiamo. Prevenzione qui vuol dire curare. L'ambliopia è un difetto di sviluppo della visione che può essere completamente risolto. E quindi è meglio non perdere tempo prezioso, se è vero come è vero che l'incidenza dell'ambliopia, difetto della vista più conosciuto come occhio pigro, è assai elevata. Un bambino su 30 può esserne colpito e solo una diagnosi tempestiva permette una piena riabilitazione del piccolo paziente. Alla prevenzione si rivolge il service del Lions Mestre Castelvecchio Sight for Kids, lanciato nel veneziano, a cui ha aderito l'ULSS 3 con la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre. Abbiamo raccolto volentieri questa sfida perché ci sembra che sia in linea con la nostra missione, che è una missione di promozione della salute della vista e di donazione, quando è possibile, dei tessuti oculari per i trapianti. La Fondazione Banca degli Occhi ha messo a disposizione i suoi ambulatori, ai quali sono stati invitati con lettera 1639 bambini del Comune di Venezia nati nel 2013. Le famiglie potranno aderire alla campagna autorizzando il check-up gratuito di controllo delle potenzialità di cooperazione che hanno i due occhi, e se emergeranno problemi i piccoli saranno inviati agli specialisti per la correzione del difetto. C'è da dire che da tempo in Veneto l'ambliopia è nelle linee guida delle ULSS e i pediatri di libera scelta sono in prima linea per una diagnosi precoce. Noi abbiamo come azienda sanitaria, ma come le aziende sanitarie del Veneto, un accordo importante con i pediatri di libera scelta, che sono i principali interlocutori delle famiglie per la salute dei loro bambini, e si possono rivolgere con fiducia a loro. In questa occasione abbiamo raccolto l'invito dei Lions di portare un'attenzione ulteriore a questo tema dell'ambliopia, che è un tema importante, che si può prevenire. Una sinergia di intenti, quella fra ULSS 3, Banca degli Occhi e Lions, a garanzia di un'attività di servizio che può evitare un costo futuro. Siamo sempre stati attenti alle necessità collegate alla vista. Ci contraddistingue nel mondo per il Sight for Kids, che è stata una delle iniziative che è partita da un paio di anni. Andiamo a collaborare con gli ottici, gli ortottisti
nel mondo per individuare questa patologia particolare, che poi nel tempo si può rilevare un costo sociale, in quanto bisogna intervenire in maniera diversa. Domenica all'insegna della Vogalonga, quella di ieri. Vogalonga è diventata ormai un appuntamento della tradizione veneziana. Puntuale alle 9 in bacino San Marco, il colpo di cannone domenica ha dato il via agli 8.300 protagonisti della 44esima Vogalonga, che con le 2.300 imbarcazioni di ogni tipo ha colorato la laguna. Un appuntamento diventato sempre più internazionale, che ha visto partecipanti da varie parti del mondo. Dopo il bacino di San Marco, i rigattanti hanno puntato gli scafi verso Sant'Elena, Le Vignole, Sant'Erasmo e San Francesco del Deserto. Poi il transito a Burano, Murano e il ritorno a Venezia, attraversando il Rio di Canareggio, con arrivo appunto della dogana dopo 32 chilometri di voga. Quest'anno ha preso parte alla manifestazione anche una particolare imbarcazione, un Dragon Boat con equipaggio italiano 20 vogatori, con i colori e le bandiere del Tibet, lavorate e dipinte da alcuni artisti contemporanei con il loro messaggio creativo e spirituale. Nell'imbarcazione anche una persona con la maschera del Dalai Lama. Ingenti le misure di sicurezza, anche per garantire soccorso immediato nell'eventualità che qualcuno si capovolgesse con la barca. Infatti è successo a una canoa in zona Burano verso le 11:30, ma gli occupanti sono stati subito rimessi in carreggiata. Poi tutto è filato liscio. Per garantire la navigazione in sicurezza, le corse a CTV sono state rimodulate, riprendendo il normale servizio nel primo pomeriggio, un'ora più tardi rispetto a quanto preventivato. La nostra programmazione torna 20:10, subito dopo i TG. In studio Giovanni Manildo, sindaco di Treviso e candidato alle prossime amministrative per il centro-sinistra, e poi dalle 21:15 torna Ring, il giro del governo in 80 giorni, il titolo della trasmissione di questa sera. Ospiti in studio di Ferdinando Avarino, Nicolò Rocco del Partito Democratico, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle e l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, arrivederci. Vi lascio al meteo. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo perturbato sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di martedì 22 maggio. Sul Veneto sarà molto instabile, sin dal mattino cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali piuttosto diffusi un po' su tutti i settori e localmente anche di moderata intensità. Migliorerà entro la nottata con fenomeni in via di cessazione. Temperature in calo con minime tra 13 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 17 e 20 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia. Molto instabile fin dalla prima parte della giornata, ma con qualche schiarita in più. Col passare delle ore fenomeni temporaleschi un po' ovunque, anche di forte intensità. Anche in questo caso migliorerà entro la nottata. Temperature in diminuzione con minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 21 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige. Al mattino rovesci sui settori meridionali della regione, qualche schiarita in più su quelli alpini di confine. Dal pomeriggio temporali anche forti, possibili un po' ovunque sul territorio regionale. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 21 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.